I segni della brutale spedizione punitiva di venerdì pomeriggio sono ancora ben visibili, con un tappeto di vetri a terra nel parcheggio davanti al bar allo stadio in viale Nino Bixio. Il viavai di auto è continuo, come pure il giro di avventori, la maggior parte stranieri, del locale, ma nessuno vuol commentare quanto accaduto, nonostante qui non si parli d'altro. Un blitz in stile mafioso, 3 persone che scendono da un'auto scura e armati di mazze e spranghe, prima picchiano 2 uomini al bar, poi si accaniscono su un'auto nel parcheggio mandando in frantumi i finestrini. Un episodio sconcertante che rappresenta l'ennesimo atto di una faida tra clan kosovari culminata nell'ottobre del 2022 con l'omicidio a Fiera di Ragip Kolgeci. Durissimo il sindaco Conte, che da Biella invoca il pugno di ferro. Inaccettabile e scandaloso che queste persone che arrivano da paesi dell'est pensano di poter agire come nei loro paesi, con regolamenti di conti in mezzo alle strade o nelle piazze. Qualche anno fa si sono accoltellati, ieri questo agguato con pestaggio, cose che noi non siamo abituati e non abbiamo alcuna intenzione di abituarci, e quindi chiedo al questore, al prefetto, che ci sia una risposta forte e il pugno di ferro nei confronti proprio di questo tipo di comportamenti intimidatori. E la questione riapre anche la polemica tutta interna alla maggioranza sulla regolamentazione dei locali accusati di essere al centro di brutte frequentazioni. Qui siamo davanti alle mura cittadine, non siamo in una periferia diciamo nascosta della città, quindi davvero c'è questa propensione e questa impunità da parte dei delinquenti che pensano di fare quello che vogliono, quindi davvero bisogna mettere un freno a tutto questo. Ripeto, ognuno deve fare la sua parte, la questura, la polizia, le forze dell'ordine lo stanno già facendo, bisogna applicare la legge, ma anche l'amministrazione comunale deve poter mettere in atto diciamo, tutto ciò che può fare per poter diciamo, contrastare qualsiasi tipo di violenza. In questo caso il regolamento per la regolazione delle aperture dei negozi etnici è un primo passo e noi lo presenteremo. All'attacco le opposizioni forti di una sensazione di sempre maggiore insicurezza da parte dei cittadini. Io stamattina ho ricevuto alcune telefonate da cittadini che dicevano: ma che cosa sta diventando questa città? Tra l'altro queste spedizioni punitive tra di loro, per carità, sono di una gravità assoluta, la città non è abituata. Io spero che ci siano subito dei provvedimenti anche dalle forze dell'ordine, alcuni di loro so essere indagati, però questa cosa deve smetterla, noi lo diremo anche al sindaco con voce molto forte, perché questo fa paura ai cittadini che vogliono vivere in tranquillità, e soprattutto queste cose delle spedizioni punitive sono cose che sono inaccettabili anche nella nostra, come dire, nel nostro modo di vivere, e che noi non possiamo proprio comprendere.